Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. La droga messa in un cesto legata a una corda poi salita fino a casa del capo di una banda di spacciatori è una tecnica di rifornimento scoperta dalla polizia con l'operazione di oggi denominata Locu. 300 agenti sono stati impegnati a Catania nell'esecuzione di 41 misure cautelari. A Palermo è stato invece disarticolato il vertice della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi con conseguente arresto di 3 soggetti. Le indagini hanno permesso di individuare il nuovo reggente e di scoprire le estorsioni con richieste di pizzo ai danni dei commercianti della zona. E rimaniamo a Palermo, dove quella appena trascorsa è stata una notte di follia. Durante le vampe di San Giuseppe, tradizionali falò che vengono accesi alla vigilia della festa del Santo, è scoppiata una vera e propria guerriglia urbana. Almeno 3 agenti di polizia sono rimasti feriti nel quartiere Ballarò. 2 imprese palermitane sono finite nel mirino della finanza per contrabbando e commercio abusivo di GPL, operato un maxi sequestro di bombole di 2 immobili. I titolari sono stati antidenunciati. E in chiusura la politica, causa Enna, le forze politiche a sostegno del sindaco Maurizio Di Pietro hanno occupato l'aula consiliare. La causa sarebbe da ricondurre alla delibera di affidamento del servizio di gestione rifiuti andata in fumo. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.